Macaluso, Lafar, Logaglio, Tamburello, Noto, Ferrante. Allenatore signor Girolamo Bellomo. Per l'Accademia, con il numero 1 Mistretta, Cammareri, Iannazzo, Marrone, Demba, Lamin, Samannà, Tempesta, Nolfo, Castiglione, Cannavò. In panchina per l'Accademia, Bernardini, Graziano, Romano. In camicia, Ranno, Barraco, La Francesca, Nieto, Trapani. Allenatore signor Alberto Amoroso. Buon divertimento. Sono tutte lì Accademia a pochi c'è. punti di distanza in un campionato che sta prendendo grande equilibrio tra le squadre, con gli scontri diretti che sbucano come se niente fosse. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Gerazzi, benvenuti al Roberto Sorrentino Accademia Trapani Partinica Audace, nona giornata del girone A di promozione siciliana. Questa domenica le prime 6 della classifica si sfidano tutte. Questo qui è il match tra la sesta e la terza. La sesta, la matricola Accademia, sorprendente ma un po' in difficoltà date le 2 sconfitte di fila nell'ultimo periodo, arrivate dopo una striscia di 4 successi che hanno permesso anche alla squadra di Amoroso toccare la vetta. Terzo invece il Partinica Audace, forte della sua storia, si è ripreso nelle ultime settimane, 3 successi consecutivi. In mezzo il passaggio agli ottavi di Coppa, ci sarà la doppia sfida contro il Gemini a partire da settimana prossima. In campionato invece inizia un percorso da attenzionare, perché poi ci saranno Alcamo e l'attuale capolista Fulgatore. Le due formazioni Accademia Trapani in maglia bianco-azzurra con il 4-4-2 a disposizione di Alberto Amoroso. Mistretta in porta, in difesa da destra verso sinistra Cammareri, Giargiù che torna dalla squalifica assieme a Castiglione a centrocampo, poi Marrone e Iannazzo completano la linea di difesa. A centrocampo appunto Castiglione sulla fascia, poi Imbie che debutta da titolare, lo affianca Tempesta che lui invece ci torna dal primo minuto. Sulla fascia di sinistra c'è Samannà, la coppia d'attacco è formata da Nolfo e Cannavò. Il Partinica Audace invece in maglia nero-verde risponde con il 4-3-1-2 a disposizione di Girolamo Bellomo che torna dalla squalifica, anche lui pullerà in porta. Il debutto da titolare per il portiere classe 99. In difesa Cusumano, Celestra, Amiri, anche per lui è la prima da titolare. E poi Maranzano sulla fascia, a centrocampo Anselmo, Alessandro Scrozzo e Miceli. C'è Angelo Ferrante dietro le due punte, Longo e Corso. L'arbitro della partita è Giuseppe Mangiapane di Agrigento, assistito da Roberto Morgante e Riccardo Trupia, anche loro della sezione di Agrigento. Clima abbastanza incerto qui a Trapani, si mescolano vento, pioggia che vanno e vengono. Vedremo un po' se queste condizioni meteorologiche che condizioneranno le due squadre e l'andamento della partita. È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio per questo match valido per la nona giornata del girone A di promozione siciliana. Bisogna cambiare il pallone perché non è abbastanza gonfio. Arriva direttamente dalla panchina dell'Accademia Trapani, che oggi, rispetto alla sconfitta di Cammarata contro il Camarate per 1-0, presenta 3 volti nuovi. Abbiamo visto Giargiù e Castiglione che tornano dalla squalifica. C'è anche Tempesta. Invece anche per il Partinica Audace sono 3 le novità da parte di Bellomo, Pullarà, Amiri e Miceli. Tutti comodi. È iniziato il match con il pallone che stava arrivando direttamente dalle nostre parti. Ci siamo salvati per pochissimo. L'Accademia ha a disposizione questa rimessa laterale. C'è il fallo però, molto dolorante l'intervento successivamente fischiato dall'arbitro. Partinica Audace che di contro viene dal 2-0 contro il Petrosino. È stata un'altra vittoria in campionato senza subire gol dopo la trasferta di Carini. Anche in quel caso finì con il risultato di 2-0. Una delle formazioni che sta sorprendendo in questo campionato, soprattutto perché l'anno scorso terminò
a ridosso della zona play-out, che poi ha visto scontrarsi Super Giovane Castelbuono e Camarat con la vittoria della Super Giovane, la retrocessione sul campo del Camarat, poi in estate il ripescaggio per la storica società di Agrigento. Bie, arrivato dal Valderice, ultimamente l'ultimo arrivo in casa Accademia Trapani, oggi sostituisce Agnello che è squalificato, ha preso un turno data la diffida, assenti anche Vito Cosenza, non convocato per la seconda volta consecutiva. Dopodiché tutti presenti in casa Accademia, così come in casa Partinico Audace, manca soltanto il giovane Di Maria. La squadra di Bellomo prova ad andare avanti con il pallone tra i piedi, lo fa arrivare nella fascia di sinistra, c'è l'arrivo da parte di Maranzano, il passaggio verso il centro. Angelo Ferrante si deve fermare, lui che con i suoi gol sta un po' trascinando il Partinico Audace in questo inizio di stagione. L'Accademia invece non trova la rete da un po', dalle ultime 2 partite, cerca di risollevarsi grazie ai soliti colpi di Cannavò e Nolfo. Rimessa dal fondo in questo caso per il Partinico Audace, primi 3 minuti d'equilibrio qui al Sorrentino, c'è diversa gente nella gradinata a cielo aperto. Di solito qui la gente arriva a vedere la partita la domenica, oggi sicuramente condizionata dal meteo che non sa dare quelle garanzie né di completa pioggia né di completo sole. Altro intervento falloso fischiato dall'arbitro, ennesima punizione sempre per il Partinico Audace. Lancio profondo, c'è la presa da parte di Francesco Bistretta. Decide di fare con calma l'Accademia Trapani, il passaggio diretto da parte di Castiglione, in 2 a saltare su questo pallone, non lo prende nessuno, c'è il fallo abbastanza netto su Daniel Longo. Altro calcio di punizione per la squadra di Bellomo, c'è del dialogo sul cerchio di centrocampo, la punizione viene battuta. Altro intervento a coprire, stavolta da parte di Iannazzo, anche lui è arrivato a confermarsi a stagione in corso, subito o quasi titolare per Amoroso. È un riscatto quello che vuole l'Accademia, che per quanto riguarda il periodo che sta vivendo tra le mura amiche, quindi in casa, infatti l'ultima vittoria è datata 9 ottobre, quasi un mese fa, fu il 6-0 al Marsala, una partita vinta abbastanza facilmente con gol che sono arrivati anche nel finale di secondo tempo contro una squadra davvero allo sbaraglio per quella che è la sua storia calcistica. Il rinvio di Pullarà, ha giocato sempre Versaci tra i pali del Partinico Audace, oggi scelta diversa per Bellomo che fa esordire il classe 99 tra i confermati del gruppo dell'anno scorso, e ce ne sono un bel po'. Il lancio lungo di Camareri, colpo di testa a difendere di Gaspare Amiri, pallone allargato in fascia, sale così il Partinico Audace, fermato alla fine. Altro colpo di testa provato da Ambie, poi un fallo
non fischiato per l'arbitro su Nolfo. Si continua a far girare il pallone, passaggio sbagliato, colpo di testa di Miceli, lo va a prendere il pallone Marrone. Il rinvio di Mistretta. Marrone che, curiosità, ha il numero 4 sulle spalle al contrario. Forse un errore di stampa la tenuta da gara. Tanto l'arbitro cerca di chiarirsi con Nolfo. I due hanno parlato anche momenti fa. A parte Nicola Dace che cerca di trovare le prime occasioni, sta mostrando di più in questi primissimi minuti rispetto all'Accademia Trapani. Paranzano, colpo di testa, prolungamento, c'è Angelo Ferrante al volo, Mistretta, la parata del portiere dell'Accademia. Eccola qui la prima occasione arrivata dal colpo di Angelo Ferrante. Ottima però la risposta di Mistretta. Rimane però in zona il Partinico Dace. C'è la rimessa per la squadra di casa. Lancia a cambiare tutto verso Castiglione. Di fatto la regala a Miceli. Passaggio per Alessandro Scrozzo. Il rinvio, colpo di testa a rispondere. Si alza l'agonismo in campo. Alessandro Scrozzo, non c'è il possesso da parte sua. Camareri lungo la fascia. C'è il fallo su Castiglione. Calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Intervento ai danni del classe 2002. Così come Giargiù prese un cartellino rosso nella gara contro il San Vitolo Capo. Entrambi ritornano a essere titolari nello scacchiere di Amoroso. Va Camareri alla battuta, pallone in mezzo, colpo di testa e c'è l'autogol del Partinico Dace. C'è l'1-0 dell'Accademia Trapani al 9° minuto, l'autorete. Si tocca la rete al Serretino. 1-0 con questo gol, o meglio questo autogol che è arrivato nella porta di Pullarà. Risultato che si sblocca a sorpresa nonostante la chance avuta da Angelo Ferrante a passare in vantaggio nell'Accademia Trapani con questo autogol in piena area di rigore dopo la punizione battuta da Camareri. Cerca la fiducia adesso la squadra di Amoroso, cerca di sfruttare il momento positivo arrivato veramente all'improvviso. Cannavò ancora dietro verso Francesco Samanà, prova a rispondere Amiri. C'è il pallone buttato in fallo laterale. Accademia che così ritrova la rete. Non è una rete vera e propria, però sicuramente c'è il +1 nella casella gol fatti. Cannavò è un pallone lungo calciato con quasi l'intenzione di tirare da fuori. Giustamente non arriva nella zona di Castiglione. Troppo lungo il passaggio. Comunque servizio, come volete chiamarlo voi. C'è il rinvio dal fondo. Si salta a centrocampo, la risposta di Imbie che la mette fuori. Come dicevamo
l'ultimo arrivo in casa Accademia Trapani. Dembabie, classe 2000, al centrocampista. Per lui questo qui è una sorta di ritorno, perché giocò in prima categoria nel vecchio Borgoccia, nome vecchio della prima squadra dell'Accademia Trapani. Poi ci fu la rilevazione del titolo con la partenza dalla prima categoria dell'anno scorso. Oggi Mbie gioca con l'Accademia Trapani, con diciamo il nome attuale. Esperienza anche in seconda categoria alla Juvenilia per Mbie. Giocato nelle ultime partite da subentrato, oggi la prima da titolare, anche perché c'è da sostituire uno come Ignazio Agnello, oggi squalificato. Gianni, accorciamo, Gianni! Iannazzo verso nessuno, meglio verso Cannavò, che infatti è in fuorigioco. Si è alzata la bandierina del guardalinee. Posizione irregolare per Alessio Cannavò. 4 gol in stagione per lui assieme a Anolfo. Sono loro due i bomber dell'Accademia. Cannavò cerca la sponda verso Nolfo, ha risposto in difesa Amiri. Poi il fischio dell'arbitro. Tanti dalla gradinata reclamano l'intervento sul pallone pieno. Non è stato così secondo l'arbitro. Pallone appoggiato giù, Alessandro Scrozzo. C'è un altro Scrozzo nel Partinico d'Ace. Salvatore, uno dei pilastri di questa squadra, siede in panchina in maniera sorprendente. Ultimo tocco da parte di Cusumano. Ci si lamenta ancora della decisione dell'arbitro, con la punizione concessa al Partinico d'Ace, squadra ormai al quarto anno di fila nel campionato di promozione. Ci fu negli ultimi anni il salto in eccellenza, soltanto però con un anno di permanenza all'interno di questo ultimo decennio. Infatti nel 2014 ci fu la rifondazione. Partinico è stata per 2 anni senza calcio, tanti anni fa, i tempi dell'interregionale, quella che oggi si chiama Serie D, e gli anni dell'eccellenza. Celestra, il capitano dei neroverdi, va a rispondere Jargiù. Il pallone viene messo a terra da Longo, la finisce in fallo laterale. Primo quarto d'ora che se n'è andato, 1-0 Accademia Trapani. Un autogol sta reggendo questa partita in termini di risultato. Autogol che è arrivato al 9 minuto da parte della linea centrale difensiva del Partinico d'Ace. La scivolata ottima di Celestra ad anticipare Cannavò. Pallone verso Alessandro Scrozzo, esce palla al piede, Cammareri, Iannazzo, lancio profondo, Cannavò, c'è il colpo di testa, troppo lontano però dalla porta il classe 93, pallone che finisce sul fondo. Diversa esperienza per Alessio Cannavò.
uno dei arrivi estivi dell'Accademia, accademia che lo cercò anche lo scorso anno, ma alla fine firmò per il Fulgatore, squadra sempre nel girone A di promozione. Alla fine, come giocatori di esperienza, lì davanti arrivò soltanto Federico Nolfo. Quest'anno invece Nolfo può avere un compagno di reparto più o meno della sua età, ma soprattutto più o meno della sua esperienza. Giorgio fa presto nella servire tempesta, poi Annazzo in profondità, pallone troppo lontano per Nolfo, arriva prima di lui Celestra che lo lascia scorrere. Sulla palla! Savanà! Sulla palla! Sulla palla, Savanà! Angelo Ferrante a cercare la corsa dei compagni, gioco che si interrompe nuovamente per l'ennesima di fatto punizione a favore del Partinico Audace. Sali Angelo, sali Angelo! La battuta di Celestra, Amiri, l'intervento di Nolfo, il pressing asfissiante lì. Tutta l'Accademia trapanisale dopo questo pallone quasi recuperato da Nolfo. Più veloce, stiamoci bene, Alessio! Alla fine, dopo lo svantaggio, è stato l'unico momento di sbandamento per la squadra di Bellomo. Vie sempre verso Nolfo, non funziona la sponda, Alessandro Scrozzo in mezzo al campo, colpo di testa da parte di Miceli. Maranzano la va a prendere, così corso, serie di finte, poi calcia corso, pallone finisce sullo fondo. Altro tiro del Partinico Audace, intanto lo vedete Alberto Moroso che dà indicazioni ai suoi. Più composti invece Bellomo dall'altro lato. Marrone, pallone non agganciato perfettamente da Castiglione, poi spazza tutto Giorgio, colpo di testa dall'altro lato di Cusumano, ma sempre in fallo laterale. Giorgio Bie, nuovamente da Giorgio, tanto corre davanti a lui Anselmo, pallone arriva in gradinata. Pressione efficace dai neroverdi. Longo, qui non c'è l'aggancio, un errore per parte, tutto ristabilito. Celestra la prende in Bie, non totalmente, lì in zona c'è anche la gestione voluta da Miceli, pallone che scorre dalle parti di Castiglione, si deve fermare, si accentra, fa cadere quasi il proprio avversario, poi la serve a Camareri, altro cross di Camareri, secondo palo Cannavò, super intervento di Pullarà, si salva il Partinico Audace. Occasione Accademia. Con Cannavò al volo sul magico cross di Camareri. Siamo a un tiro in porta per parte. In apertura quello di Angelo Ferrante con a sua volta la buonissima risposta di riflessi da parte di Mistretta. Poi l'autogol che ha portato in vantaggio l'Accademia, il tiro di Corso poco fa, il colpo al volo di Cannavò.
Mistretta, occhio alla gestione del pallone, stava perdendo il possesso a centimetri dall'attacco del Partinico Audace. Angelo Ferrante in fascia da Cusumano, lancio lungo, colpo di testa di Iannazzo, arriva anche Giorgio, la gestione da parte di Tempesta. Cannavò allarga, prova a salire l'Accademia con Samanà, cade giù, fallo, c'è anche il cartellino giallo per l'autore del fallo. Punizione per l'Accademia, ammonito così Gabriele Cusumano. Primo giallo della partita per il classe 2002 del Partinico Audace, che ha iniziato la stagione a Mazara del Vallo in eccellenza con una panchina alla prima giornata, poi è arrivato qui che è cresciuto tra l'altro nella Don Bosco Partinico, una società in cui ci sono stati molti giocatori presenti nella rosa attuale del Partinico Audace. Nel fischio dell'arbitro la battuta di Castiglione, colpo di testa di Nolfo che finisce fuori, altra occasione per l'Accademia Trapani. Prima Cannavò, adesso Nolfo, sicuramente meno pericolosa dato il non aver centrato lo specchio della porta, ma sono segnali comunque positivi per una squadra che si è sbloccata quasi definitivamente dopo l'autogol a favore, diciamo quasi perché ancora la partita è molto lunga. È anche difficile gestire un 1-0 arrivato con un autogol. Tempesta, accanto a lui Nolfo, alzata morbida a cercare Samanà, risponde Celestra, poi il duello in mezzo al campo fa interrompere il gioco. Ancora Nolfo protagonista, si rialza anche Cusumano, ammonito poco fa. Una partita con il giallo addosso per lui fino alla fine, graziato dall'arbitro il terzino del Partinico Audace. La battuta della punizione affidata ad Antonino Celestra, lancio lungo, non la prende nessuno, poi c'è il tocco di Imbie, Alessandro Scrozzo contro l'attacco da parte di Imbie, c'è il varco, tocca Imbie, Angelo Ferrante in avanti, colpo di testa, non c'è però il fallo in attacco da parte di Longo, la punizione per l'Accademia. Si riparte dunque da Mistretta e la sua punizione praticamente nel limite dell'area di rigore. Cannavò non ci arriva, colpisce di testa Miri, l'appoggio giù, l'alzata di Tempesta, prolungamento di Cannavò, riceve Nolfo, spara la porta, allarga, c'è Samanà a duello face to face con Cusumano, cross in mezzo, Pullarà con i pugni, altro intervento importante, Angelo Ferrante giù dopo il contrasto con Camareri, calcio di punizione. Si alza il vento qui a Trapani, battuta di Maranzano, la girata forse un po' improvvisata di corso, poi l'alzata morbida da fermo da parte di Imbie,
Cannavò, tentativi di sombrero in mezzo al campo. Tempesta lascia Mbie che allarga di conseguenza verso Samannà. Sale intanto Iannazio Samannà, ultimo tocco che è suo, ce l'ha rimessa dal fondo per il Partinico Audace. Si stanno giocando ovviamente anche le altre partite di questo turno di campionato. Alle 14:30 assieme a questo match, quello tra Accademia Trapani e Partinico Audace, sono iniziati altri incontri, per esempio quello tra Alba Alcamo e Camerat, il big match della giornata, quinta contro seconda. Per quanto riguarda le sfide tra tutte le prime 6 della classifica, c'è anche quello tra Fulgatore e San Vito Lo Capo che è partito poco fa. Alle ore 15 assieme a Gemini Casteltermini. Alle 14:30 il calcio d'inizio anche di Folgore Castelvetrano Marsala, e Petrosino Carini riposa questo weekend liccarense. Pallone che arriva a Tempesta. Nolfo potrebbe anche calciare da fuori, eccolo il suo tiro, è largo. Opportunità per Federico Nolfo. Battuta corta da parte di Amiri che poi finisce giù. Celestra chiede l'ammonizione, dice lo devi ammonire per forza adesso. Il fallo di Cannavò. Ancora Miri, stavolta corto verso Capitan Celestra. Si alza Cusumano, lo va ad inseguire Samannà. Longo, pallone percorso, ancora corso, poi c'è il passaggio in posizione di fuorigioco con il guardalinee che era praticamente davanti i giocatori in possesso di palla. Camareri, attacco immediato da parte di Miceli, colpo di testa di Castiglione, Nolfo giù con il fallo commesso da Roberto Anselmo. Gomitata, dice Nolfo. Battuta la punizione, pallone complicato per Tempesta, duello con Anselmo. C'è un altro fallo secondo l'arbitro. Arbitro non proprio all'inglese. Gioco che viene fermato quasi sempre. La battuta di Giargiù per Mbie. Pallone allargato dalle parti di Cammareri. Lancio lungo verso la testa di Nolfo, era a spalle alla porta, la pressione di Celestra è stata utile per Lorenzo Pullarà. Bravo Ale, bravo Alessio! Il lancio lungo non la prende di testa Marrone, poi non la vede più Cammareri. Tempesta, il passaggio di Castiglione per Nolfo, il recupero del Partinico Audace, si gira benissimo qui Maranzano. Alessandro Scrozzo
la tiene così corso, c'è il passaggio verso la fascia di destra, posizione di fuorigioco per Daniel Longo. Intanto c'è subito un cambio in casa Partinico Dace, c'è l'ingresso di Lafar. Prima mossa da parte di Bellomo. L'uscita di Cusumano con il cartellino giallo addosso. Ha commesso un altro po' di falli, almeno un paio. Bellomo non ha voluto rischiare, anche per non avere la preoccupazione fino alla fine della partita. Dentro dunque Lafar, Cannavò da fuori quasi con l'esterno, pallone larghissimo. Problema intanto per Pullarà, a fondo campo, assistito da Amiri. Arriva anche l'arbitro. Si è alzato subito Versace a bordo campo a riscaldarsi, perché è il titolare della porta della Partinico Dace, classe 85. C'è la partita. Al momento tutto a posto per Pullarà. Intanto Versace continua a riscaldarsi. Non sarebbe per nulla un debutto da titolare, ma anche stagionale felicissimo, dovendosi fermare nel corso della partita. Scambia veloce il pallone l'Accademia, va a prendere tutto Alessandro Scrozio, poi pressato da Cannavò, è costretto a mettere fuori. Vai vicino, Lave! La battuta della rimessa laterale, ha toccato il pallone Lafar, il nuovo entrato in casa Partinico Dace. Pallone in mezzo, arriva Nolfo, alza verso l'altro lato, colpo di testa che non c'è da parte di Castiglione, ma è stato commesso un fallo in attacco. E calcio di punizione per gli ospiti. Partita che non sta avendo tantissime occasioni in quest'ultima fase. A parte l'autogol che c'è stato a favore dell'Accademia, una parata super da entrambe le porte. Prima quella di Mistretta, ancora però sullo 0-0, poi c'è stata quella di Pullarà. Sembra farcela il portiere del Partinico Dace a rimanere in campo. Il rinvio del pallone da parte di Imbie, tempesta, allarga nella zona di Saman, trova Lafar, è rimessa. Lui che è cresciuto qui, tornato per la quarta volta nella sua carriera dopo la parentesi al Camarat, Badreddin Lafar.
Continua Samana, Bie, largo da Castiglione, si accentra, il cross, colpo di testa non verso la porta da parte di Samana, poi l'intervento non falloso, tiro respinto provato da Tempesta, c'è un giocatore a terra, ma per l'arbitro si può continuare, alla fine a fermarsi sono gli stessi giocatori in campo. Capitano, metti sto palla in terra, gli sto avanti, giocai, vai! Un po' di assistenza medica per Iannazzo a bordo campo, Accademia momentaneamente in 10. Celestra, lancio lungo a cercare il corso, la va a prendere alla fine Longo, Alessandro Scrozzo, Longo, Anselmo, fermato, Bie, è un regalo alla fine per Longo, la recupera Cannavò, la scippa agli avversari, ancora Cannavò lungo la fascia contro Alessandro Scrozzo, ce la fa Cannavò, cross, quando il pallone ormai oltrepassa la linea di fondo campo, intanto Cannavò proprio con il suo diretto avversario nella corsa, Alessandro Scrozzo, a parlare un po' in toni un po' più accesi del solito. L'arbitro cerca di chiarire la situazione, soprattutto di allontanare i due. Mettiamo a giocare! Raga, mettiamo a giocare, forza! Entrambi ammoniti, sia Cannavò che Alessandro Scrozzo. Altri gialli che si vanno ad aggiungere al taccuino dell'arbitro dopo quello di Cusumano, che però è uscito. Si può riprendere a giocare, mancano gli ultimi 5 per quanto riguarda questo primo tempo. Conclusione da fuori di Cannavò, occhio perché stava entrando quasi quasi, sembrava innocua e invece Maranzano non la vede più, alla fine Miceli spazza Giargiù, risponde Celestra, anche Iannazzo verso Samannà, la Far a fronteggiarlo, pallone per Tempesta più libero, si cambia tutto dalle parti di Castiglione, controlla con il petto regolare, pallone basso, le va via Miri. Battuta affidata a Camareri. Pallone di Castiglione, Cannavò, secondo palo verso Samannà, davanti il portiere Samannà, superazione dell'Accademia Trapani, 2-0, la rete da parte di Francesco Samannà.
il gol del classe 2005 dell'Accademia Trapani, il suo terzo in campionato. Tanto entusiasmo per Samannà, aveva segnato alla quinta e alla sesta giornata contro Marsala e Casteltermini, segna anche alle parti di Codace. Adesso sì che arriva il gol vero e proprio per l'Accademia Trapani dopo l'autogol del 9° minuto. Parte di Codace che di contro torna a subire gol. Se l'Accademia non segnava da 2 partite, da parte di Codace ha difeso bene la porta da altrettante 2. Oggi si stanno ribaltando questi ruoli. Con l'Accademia che da più giù in classifica. Per adesso è avanti 2-0 sulla terza. Giù Angelo Ferrante, non c'è nulla secondo l'arbitro. Celestra ripropone, anticipato così Anselmo. La rimessa laterale comunque per gli ospiti. Alla battuta la Far, colpo di testa di Tempesta, Nolfo, la zampata per Castiglione, sale Camareri, lo vede, lo serve. Camareri chiede palla a Ambie, c'è l'attacco da parte di Anselmo. Nolfo si muove tanto, Castiglione che si inserisce, Castiglione al volo, secondo palo. Una deviazione, si voleva all'interno dell'area. Alla fine l'ultimo tocco è stato dello stesso Samannà. Voleva il calcio d'angolo, l'autore del 2-0 segnato 2 minuti fa. Perché è cresciuto qui uno dei prodotti dell'Accademia Trapani. Oggi al terzo gol in questo campionato di promozione. Anselmo, Marrone spazia, la Far a duello con Samannà. C'è il fischio dell'arbitro a concedere la punizione per l'Accademia Trapani. Nolfo gira dalle parti di Castiglione. Castiglione punta gli avversari, cross basso, le va via Celestra. Camareri, arriva Anselmo che la mette fuori. Dai. Tempesta sbaglia il passaggio al volo, lascia lì corso Anselmo in avanti. Angelo Ferrante deve rifare un po' tutto da capo, se la porta bene ancora Anselmo, secondo palo, l'intervento di Iannazzo è semistretta, la prende ad anticipare il corso. Superato il 45esimo, dentro il tempo di recupero, sono 2 i minuti addizionali segnalati adesso dall'arbitro. Si giocherà dunque fino al 47esimo. Cannavò, pallone che ribalza davanti a lui, Celestro, attenzione all'alzata di Castiglione, retropassaggio velenosissimo del parti di Codace. Ha rischiato di segnare ancora l'Accademia. Opportunità anche per Castiglione che si mette ancora le mani in viso per la disperazione davanti al portiere. Via di testa cadendo, ma è tutto ok. Camareri, lancio profondo, la sponda di Cannavò, Nolfo allarga.
intervento di Anselmo, il passaggio dietro di Corso, sale la VAR, la corsa in fascia del Partinico Dace, c'è la conclusione da fuori, provata da Longo, spazza Giargiù, ancora Longo in zona con Tempesta, due si contendono, questo pallone colpisce Tempesta per Cannavò, arriva la VAR che recupera per i suoi, non del tutto, fischiata la punizione alla fine dall'arbitro. Qui al Sorrentino sembrano mancare i palloni buoni perché arrivano sempre dall'altro lato del campo rispetto a dove si gioca, dove si conquista il fallo laterale o comunque la punizione, come in questo caso battuta dalla VAR. Oltre il tempo di recupero, Longo prolunga, avanti ancora Anselmo, cerca il cross, c'è passo inefficace, la va a prendere Alessandro Scrozzo, calcio da fuori, altissimo, c'è il fischio dell'arbitro, c'è la fine del primo tempo, 2-0 per l'Accademia Trapani sul Partinico Dace. Tanto Camareri va a parlare con l'arbitro in riferimento a una precedente circostanza, autogol al 9:10, poi il 2-0 di Sammanà al terzo gol stagionale. Noi ci risentiamo tra meno di 10 minuti per la ripresa di Accademia Trapani Partinico Audace.
Secondo tempo di Accademia Trapani Partinico Audace, la nona giornata del girone A di promozione siciliana 2-0, dopo i primi 45 autogol e Samannà, le due segnature del primo tempo. C'è stato un cambio in casa Partinico Audace, il secondo della partita, è uscito Longo, al suo posto è entrato Macaluso, classe 2002, al ritorno in campo dopo 2 partite in cui ha fatto panchina. Andiamo a fare un recap delle due formazioni a questo punto. Accademia con il 4-4-2 a disposizione di Alberto Amoroso, c'è Mistretta in porta, Camareri, Giargiù, Marrone e Iannazzo in difesa, Castiglione, Bie, Tempesta e Samannà a centrocampo. In attacco la coppia formata da Nolfo e Cannavò. Partinico Audace invece con il 4-3-1-2, Pullarà in porta, Lafar a destra che ha preso il posto di Cusumano, con lui in difesa ci sono Celestra, Amiri e Maranzano, a centrocampo Anselmo, Scrozzo e Miceli, Alessandro Scrozzo ovviamente perché c'è Salvatore in panchina, Angelo Ferrante dietro, adesso Macaluso e Corso, c'è il tiro da parte di Cannavò che finisce sul fondo, nuova occasione per l'Accademia Trapani, ci ha provato tanto Cannavò nel corso del primo tempo, un colpo al volo, in quel caso c'è stata la risposta da parte di Pullarà che per un attimo si è fermato, infatti a bordo campo ha iniziato a scaldarsi Versace che di solito è il titolare di questa squadra, è stato per tutta la stagione. Oggi Bellomo ha lasciato spazio dal primo minuto a Pullarà e comunque quella parata è stata veramente di alta qualità. I due gol come sono stati? Essenzialmente il primo è stato rappresentato da un calcio di punizione battuto da Camareri, c'è stato un colpo di testa da parte della linea difensiva del Partinico Audace che ha battuto il proprio portiere, sembrava quasi un attaccante a colpire, in realtà è stato un giocatore della squadra ospite. E poi il raddoppio, un'azione ben costruita, il pallone è arrivato lungo la fascia sinistra verso il centro ad opera di Samannà che ha agganciato davanti il portiere e lo ha battuto. Cenolfo a terra, gioco dunque fermo. Pardon, non è Nolfo ma è Giargiù che viene accompagnato fuori. Moroso dice a Ambie di abbassarsi verso la linea di difesa. L'Accademia momentaneamente in 10. Giargiù si sta facendo passaggiare la zona del polpaccio sinistro. Vieni a saltare. Inizio di secondo tempo non felicissimo per Lamin Giargiù che oggi è tornato dopo la squalifica. Stessa situazione di Castiglione e stessa di Bellomo, allenatore del Partinico Audace.
Lancio lungo, Celestra risponde in mezzo al campo, il colpo di testa alla fine a mettere fuori da parte di Iannazzo. C'è cambio, c'è Amoroso, alla fine la rimessa laterale pardon, viene battuta. Macaluso, Alessandro Scrozzo, poi difficoltà, deve girare dalle parti di Lafar. Il lancio lungo di Celestra, attenzione alla corsa da parte di Maranzano, si alza anche il vento che sicuramente non dà il vantaggio ai giocatori. Il tiro di Maranzano con l'esterno finisce sul fondo. Adesso si può andare con la sostituzione in casa Accademia Trapani, perché è pronto all'ingresso in campo Ranno. Davide, Dentro Ranno che prende così il posto di Giargiù, che non può continuare la propria partita. Dal punto di vista tattico non cambia tantissimo, dato che Ranno è sempre un difensore. Lancio lungo, colpo di testa di Maranzano che ci ha provato poco fa a calciare. Serve una risposta comunque per il Partinico Dace, perché da 2 partite non prendeva gol. Occhio alla situazione con Mistretta e Macaluso protagonisti. Il pallone semplicemente preso dal portiere dell'Accademia Trapani. Dall'altra parte Accademia Trapani che non segnava da 2 partite. Oggi i ruoli si sono praticamente invertiti. Finisce giù Cannavò dopo la trattenuta da parte di Amiri. Anselmo, arriva Iannazzo, ancora Anselmo, colpo di testa a rispondere. Poi il duello con Mbie e Lafar che poi scivola, ha cercato di prenderla con la faccia Lafar da terra. Ancora si muove Samanà, la va a prendere Celestra. Lafar, il primo tocco è il suo, è rimessa laterale per la squadra di Amoroso. Iannazzo riceve davanti a sé Tempesta, che poi non si va ad intendere perfettamente con Iannazzo. C'è stato qualche screzio tra i due. Pallone spazzato, lo va a prendere così Macaluso con un grande aggancio, lancio lungo per la corsa da parte di Giovanni Corso, area di rigore. Corso calcia il gol del Partinico Dace con il solito Giovanni Corso. 2-1 e riaperta la rete del solito Corso che rialza la squadra di Bellomo. Il quinto gol in stagione, il secondo consecutivo dopo quello contro il Petrosino. 2-1. Bravo Gianni, bravo, dai. Lotti. Sì, dai, dai sali, dai che c'è. Ripartenza che l'Accademia ha dovuto pagare. Occhio alla Partinico Dace che sembra rinvigorito dopo la rete trovata da Corso poco fa. La reazione di una squadra che deve mantenere quelle posizioni alte di classifica. E anche questo è l'obiettivo dell'Accademia.
ma il Partinico Dace in questo campionato ha più esperienza, dunque ci si aspetta per forza qualcosa di più. Vediamo adesso che cosa potrebbe succedere. Saranno decisivi questi minuti. Alessandro Scrozio allarga tutto in faccia, l'appoggio verso Angelo Ferrante, poi mette via il nuovo entrato Ranno. Dolfo verso Castiglione, salgano i decibel anche nella panchina del Partinico Dace. Non c'è l'aggancio da parte di Lafar. Non è per nulla contento Bellomo dell'aggancio da parte dei suoi. Cannavò dietro per Cammareri, sponda, arriva anche Tempesta, il pallone arriva dalle parti di Die. Cammareri, altro scambio in fascia, pallone verso Nolfo, c'è il duello con Celestra, c'è il fallo da parte dell'attaccante dell'Accademia Trapani. Maranzano la gioca bene Angelo Ferrante. Colpo di testa di Celestra. Alessandro Scrozio poi si rifugia da Maranzano che calcia scivolando. Va a rispondere l'Accademia Trapani, lancio lungo, fuori gioco però si trova Cannavò. Prova a giocare con più velocità il Partinico Dace. Molto bene, qui corso fuori gioco. Invece quello di Lafar. Si lamenta la panchina della Partinico Dace che praticamente ha visto la scena davanti ai propri occhi. Celestra, aggancio di Alessandro Scrozio, un po' dubbio, corso sponda verso Angelo Ferrante, c'è il fallo su Gianni Corso, come lo chiamano i compagni di squadra. Punizione dunque, c'è Angelo Ferrante pronto a battere. Parte il suo pallone, sicuramente cercava la porta ma troppo lontano. Il risultato ottenuto rispetto alla porta difesa da Mistretta. Celestra, poi Cannavò, ripropone Tempesta in avanti Amiri, occhio però, arriva Nolfo, Amiri poi la spinge in avanti, la Far mette dietro per Anselmo, la sponda, si ricomincia da Angelo Ferrante, vuole la fascia, il colpo di testa da parte di Cammareri, ancora Angelo Ferrante vuole il tiro da fuori, trova subito però Ambie. Amiri, si segue il movimento di Maranzano. Bellomo voleva il passaggio da parte di Amiri su Angelo Ferrante, non verso la fascia con la corsa di Maranzano.
Cannavò perde il possesso, cerca di recuperare il pallone dietro la Far, commettendo fallo però. Sta spingendo tanto il Partinico Dace. Vuole sicuramente tentare la rimonta alla squadra di Bellomo. Non vuole assolutamente che quell'autogol incida tanto nel risultato finale. 1-1. Si sale ancora da quelle parti. Anselmo intenzionato a servire la Far, tocco con il braccio, sì, c'è calcio di punizione. Bellomo intanto se l'è presa con Anselmo della battuta della punizione. Maranzano, passaggio un po' troppo corto perché arriva Castiglione. Infatti l'Accademia recupera il possesso, ancora Castiglione a duello con Alessandro Scrozio. Finisce giù il giocatore dell'Accademia Trapani, ma anche Maranzano che era in zona. Giù il terzino del Partinico Dace. Ha avuto un po' di difficoltà nella corsa della partita. Eccolo qui. Tanto sembrano esserci cambi in vista per l'Accademia Trapani. Amoroso ha dato un paio di indicazioni a Samanà per riferirle ai propri compagni. Castiglione, la Far gira dalle parti di Maranzano, tutto ok per lui. Adesso Angelo Ferrante, marrone, c'è il fallo da dietro di Macaluso. Calcio di punizione. Tratta in ritardo da parte dell'attaccante neroverde, classe 2002. Cannavò, Nolfo, prolungamento verso la corsa di Tempesta. Tempesta cross, troppo sul fondo, si dispera Cannavò. Si cercano tanto i movimenti di Macaluso, però nel concreto è riuscito a tenerla poche volte. Camareri, Nolfo nel controllare il pallone commette fallo su Miceli. Celestra va a parlare con l'arbitro. Discusso tanto oggi. Il capitano del Partinico Dace, la terza stagione qui con questa maglia, una delle bandiere di questo club assieme ad Amiri. Pallone allargato, ci potrebbe essere il cross, eccolo qui Macaluso, tacco in mezzo,
sembrava essere uscita. Infatti l'arbitro comanda la rimessa dal fondo. Tanto qualcuno da dietro la porta di Mistretta ha contato i secondi necessari a questo rinvio. Ben 17. Cannavò è un cross verso la porta, la presa di Pullarà. Cannavò lo stava facendo bello, seppur involontariamente. Pallone che rimbalza davanti Angelo Ferrante, proposte in mezzo, colpo di testa di Iannazzo, il pallone rimane in area di rigore, ancora Tempesta a levar via, Nolfo vuole Castiglione, non arriva Celestra, lancio lungo, c'è il solito corso, cross in mezzo, arretrato, arriva Ambie, Tempesta 1-2, ingannando Alessandro Scrozzo che era lì, allarga Savannah verso Castiglione, altro lancio lungo, Cannavò, stop di petto, potrebbe controllarla, non c'è però un aggancio facile, la far giù, si continua per il vantaggio Cammareri, Ranno, Bie, si gira Tempesta contro Anselmo, suola dietro, lancio lungo di Bie, che però non si completa con gli scambi rapidi dell'Accademia Trapani, che gioca molto con i lanci lunghi senza nessuna paura. Sponda volante, c'è la corsa di Giovanni Corso, cade giù Iannazzo, è stato commesso fallo da parte di Corso, ma è ottima la soluzione adoperata da Macaluso. Di Sponda, Cannavò, arriva Anselmo, scambia con Alessandro Scrozzo, la Farra vuole il tunnel su Cannavò, il pallone passa comunque, Castiglione evita un avversario e si allarga Cannavò, anche Nolfo, servito Cannavò in area di rigore, c'è il controllo, cross sul secondo palo, colpo di testa di Nolfo, come ha fatto a sbagliare? Occasione gigantesca per Nolfo, davanti la porta, di testa messo fuori, questa poteva essere la chance per chiuderla definitivamente per l'Accademia Trapani. Bastava meno del necessario per Nolfo, e invece no. Giriamoci, dai, oh! Angelo in mezzo, Angelo! Andiamo sempre dietro, oh! Rischiamo avanti, raga, rischiamo avanti! Nolfo, ottimo, a mantenerla in campo, si vuole riscattare, mette passo in mezzo, prova il tacco Savannah. Altra chance per l'Accademia Trapani, che si rende ancora pericolosa. Risponde a sua volta alla reazione del Partinico Dace nell'apertura di ripresa dopo aver trovato il gol con Corso. Ancora Angelo Ferrante, nonostante la caduta di Iannazzo. Miceli lo ferma Tempesta, che si va a prendere pure il calcio di punizione.
per fare un recap sulle panchine, Accademia Trapani che ha inserito soltanto Ranno. Ci sono a disposizione anche Bernardini, il secondo portiere di oggi, alla prima convocazione stagionale, poi Graziano, Romano in camicia, Francesco Varracola, Francesca Nieto e Trapani. Partita Cadaci invece che ha fatto entrare la Far nel primo tempo e poi Macaluso. A disposizione ci sono Versaci, Salvatore Scrozzo, Ugri, anche lui alla prima convocazione stagionale, poi Logaio, Tamburello, Notto e infine Gaetano Ferrante. Vari riscaldamenti a bordo campo, entrambe le panchine. Qui la punizione per l'Accademia con 2 avversari in barriera. Parte Castiglione, prolungamento, secondo palo. Nessun tap-in a colpire, ma c'è stato un fuorigioco. Dentro gli ultimi 20, sempre 2-1 al Sorrentino. Angelo Ferrante. C'è il fallo su di lui, anche perché non era riuscito a controllare bene il pallone a terra. Anselmo lascia dietro Angelo Ferrante, ancora Anselmo, si va da Maranzano, segue il movimento Miceli. Alessandro Scrozzo, più libero, passaggio in verticale, arriva la Far, c'è Angelo Ferrante da fuori! Angelo Ferrante, il pareggio del Partinico Audace con il colpo magico, stupendo di Angelo Ferrante. Gol stupendo del 10 del Partinico Audace. Ha colpito senza pensarci un attimo. È stato aiutato anche dal palo. Il pallone poi è entrato a battere mistretta. 2-2. La squadra di Bellomo ristabilisce la parità. Finale tutto da seguire. Stai a centrocampo, capito? Forza ragazzi! 2-2 al Sorrentino, con l'Accademia Trapani che ha sbagliato il colpo del possibile 3-1 con Nolfo. Un colpo di testa davanti alla porta che è finito fuori. Incredibilmente il pareggio dall'altro lato di Angelo Ferrante. Cannavò se lo allunga troppo, è comoda per Pullara. Dai però, dai! Partita potenzialmente aperta a qualsiasi scenario. Nolfo cerca la sponda, la prende Miceli con il petto, fallo su Alessandro Scrozzo. Punizione già battuta, il lancio di Angelo Ferrante a cercare Macaluso, colpo di testa di Marrone in calcio d'angolo. E adesso il Partinico Audace vuole affondare un altro colpo alla ricerca della rimonta definitiva. Ha ripreso un match che sembrava essersi messo molto in difficoltà. Reazione molto buona nel secondo tempo con le reti di Corso e Angelo Ferrante. Occhio, raga, davanti! Limite! No! Spalle! Ancora una falsa partenza per quanto riguarda la battuta di questo calcio d'angolo. Pallone adesso a favore dell'Accademia, il passaggio sbagliato di Iannazzo.
Posso, signore? Da far a cercare Macaluso giù con Tempesta davanti. Calcio di punizione per gli ospiti. Occhio, Fede! Alla battuta la Far lascia tutto ad Alessandro Scrozzo. Classe 84. Lui che è tornato 4 stagioni fa qui con la maglia del Partinico dopo la parentesi al Cus Palermo in eccellenza. Giocò anche nel vecchio Audace Partinico Borgetto. C'è però Angelo Ferrante verso la porta, verso il secondo palo, l'incrocio più lontano. Cammareri pressato da Macaluso, riesce il passaggio Sima su Miceli, che a sua volta sbaglia. Angelo Ferrante che così è tornato a segnare su azione. Gli ultimi 3 gol realizzati sono stati su calcio di rigore. Quello di oggi è stato il suo 7° in questa stagione. Calcio di punizione per l'Accademia, non ci crede la Far. Oh, Nino! Scala le marcature, cazzo! La sentite molto probabilmente la voce di Bellomo, Roberto! che ha dato indicazioni a Celestra Sali sta linea, sali! e anche a Macaluso. Punizione Accademia, parte la battuta morbida verso il secondo palo, non la prende Cannavò, c'è però il fuorigioco. Tocco effettivamente c'è stato, nonostante la presenza lì di Anselmo. Sali, Gaspare! Colpo di testa di Ranno, risponde Celestra, ma è fallo da parte del capitano del Partinico Audace, ammonito giù. Ci è andato Nolfo, tanto è pronto Nieto ad entrare, lato Accademia Trapani. Sarà il secondo cambio per Amoroso. A seguire però questo calcio di punizione con alla battuta Vie. Sancho! Bravo Gianni! Entrambe vogliono vincerla. Ci ha provato di più il Partinico Audace, l'Accademia invece ha sprecato di più. Parte in Vie, in mezzo, Anselmo leva via, Iannazzo. C'è il passaggio in mezzo, non perfetto, si ritorna indietro. Marrone deve proteggere il pallone perché c'è la pressione di Corso, Mistretta, rischia anche lui. Ranno. Cammareri, davanti a lui Angelo Ferrante, la finta di Cammareri, giù ci finisce Samanà. Altro calcio di punizione. Tante proteste. E anche una discussione con Cammareri che voleva il cartellino giallo per il proprio avversario. La battuta di Indie, la Far risponde a dovere, pallone nella zona di Ranno, controllato infine da Mistretta. Vuole far ricompattare i suoi Corso, casa Partinico Audace.
Cambio. Ecco il cambio per l'Accademia Trapani. Esce Saul Castiglione al suo posto. Nieto. Anche in questo caso non cambia quasi nulla perché esce un esterno d'attacco, entra un esterno d'attacco. Dentro dunque Nieto. Per quanto riguarda quest'ultima fase di match da disputare, forze fresche in attacco rimangono incollabili. Cannavò e Nolfo da davanti, ma anche in casa Partinico Dace con Angelo Ferrante e Corso. Cammareri, il pallone per il nuovo entrato Nieto, prova a sfidare Miceli, che alla fine rimedia all'errore di poco fa, fa conquistare i suoi una rimessa laterale. Rannò, arriva Maranzano, si gioca ping pong di testa. Risolve Angelo Ferrante, si allarga la Far. Angelo Ferrante va un po' palla al piede, lo serve adesso la Far. La giocata allargata in faccia, sale il Partinico Dace, dal limite c'è il tiro passo, c'è la parata di Mistretta, il tentativo di Corso. Questi ultimi minuti l'Accademia a tenere il pallone, anche se Partinico Dace è molto convinto quando attacca, si propone in fase offensiva. Avanza Samanna, evita il proprio avversario, cerca Cannavò, leva di testa Anselmo, la sponda di Macaluso, Angelo Ferrante verso Corso, troppo lungo il passaggio. Intanto nel corso di questo secondo tempo è sbucato anche il sole, ma in condizioni meteo che hanno mischiato vento e anche pioggia nel complesso. Pronto anche Trapani ad entrare. Esce Samanna, l'autore del momentaneo 2-0. Dentro dunque Vincenzo Trapani, classe 2004, un altro prodotto del settore giovanile dell'Accademia. Fallo su Nolfo, altro calcio di punizione. È dietro! È dietro! Cerca È dietro! Peppe! Miceli di allontanare il pallone per la battuta. Maranzano! Cammareri. Maranzano! No! Sì! Fai venire Angelo qua scalato! Coglione! Sei un coglione!
Pallone in mezzo, esce Pullarà con i pugni. Dai, Peppe di prima. Ma Caluso non c'è l'aggancio. Veloce, veloce, accorcia. Iannazzo alla battuta di questa rimessa laterale. Si cerca Trapani, si lamenta un tocco con la mano in area di rigore. Davanti Anselmo. Tutto ok secondo l'arbitro. Davanti. Ancora Iannazzo verso Nolfo, c'è il colpo di testa verso Tempesta, poi in piedi, diagonale da dimenticare ma è subito bloccato da Maranzano, lancio lungo verso Corso, marrone di testa, la Far lamenta un fallo da parte di Iannazzo, non è già uscito. Arbitro, il cambio! Guarda come parte, arbitro! Occhio, occhio, occhio. Occhio. Guarda come parte! Va la Far, ma Caluso, altro possesso perso, ultimi 5, Nolfo. Nieto la prende Celestra, la butta fuori. Più giù il Partinico Audace, questo finale, schiacciato in difesa. Nieto vuole il cross, finisce per commettere fallo su Maranzano. Tutto sommato un pareggio può essere giusto per entrambe le squadre, anche se l'Accademia ha sfiorato di più il gol del 3-1, ha rischiato di segnare altri gol nel periodo di vantaggio. Occhio, occhio, occhio! Occhio, raga, occhio, limite! Angelo Ferrante al solito Bravo! Oh, Trece! Bravo, Angelo! Raga, raga! Arriva! Bravo, Angelo! Trece da dietro! solito pallone morbido, mistretta, c'è uno scontro con Ranno e Amiri, tanti falli in attacco in questo tipo di situazioni. C'è stato l'intervento falloso anche in questo caso. Cannavò, ce la Far, voleva il movimento in contro di Tempesta. Nieto avanza l'Accademia, entra in area ancora Nieto verso il fondo, riesce il cross ma nella zona di Alessandro Scrozzo, poi Maranzano giù dopo un presunto tocco da dietro di Nieto. Tutto ok per la terna arbitrale. Parte Nolfo, scambia con Trapani, cross respinto, Corso la riceve però Camareri, pallone che arriva verso Nolfo, stava andando a calciare da solo dal limite, Mbie, Tempesta si allarga verso Alessio Cannavò, il cross di Cannavò, non la prende Trapani, c'è Nieto, tiro schiacciato, finisce fuori di poco, pallone non visto dal Partinico Audace, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo per l'Accademia che vuole vincerla all'ultimo, 1 minuto e mezzo più recupero. Angelo! Il vertice, Angelo! Tutti in mezzo, parte la battuta a rientrare, esce Pullarà a smanacciare ma Caluso evitando Ranno contro Mbie, non passa, poi Mbie mette fuori trovando anche il tocco avversario. Accademia che rimane presente nella metacampo avversaria,
Trapani, cross basso a respingere la difesa della Partinico Dace. Ancora Marrone, Anselmo la guarda contro Trapani, c'è il fallo in attacco da parte del giocatore in maglia bianco-blu. Sono 4 i minuti di recupero che inizieranno tra una trentina di secondi. L'anticipo di Marrone è sempre rimessa a parte di Caudace. Va Riccardo Maranzano, 2003. Il pallone in mezzo, colpo di testa di Marrone ad anticipare Mistretta. Pallone però esce, calcio d'angolo. Problema di comunicazione in casa Accademia. C'è una situazione da risolvere in area con Ranno e Amiri. Si può andare con la battuta di Maranzano che attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori. Primo minuto che ormai se n'è andato. Il vento non aiuta Marrone. È rimessa a parte di Caudace. Angelo Ferrante, corso da far di nuovo da Giovanni Corso, ne ha 3 davanti, il tiro Mistretta, l'occasionissima per Corso. Si sfrutta anche il fattore vento in questi minuti di recupero. Sta arrivando un altro gol bellissimo. Prima c'è stato quello di Angelo Ferrante, adesso Corso, ma è calcio d'angolo, la battuta, pallone in mezzo, Nolfo ancora una volta in calcio d'angolo. Maranzano si rialza, ha avuto qualche problema anche minuti fa. Altra battuta, primo palo, risponde ancora Nolfo. Spazza alla fine l'Accademia Trapani, ripropone la Far, non la prende Macaluso, il pallone va sul fondo. Il rinvio di Mistretta, Macaluso cerca Angelo Ferrante, Bie verso la fascia coperta da Nieto, che questo pallone è troppo lungo però. Ultimo minuto, ma effettivamente c'è qualche altra cosina da recuperare. Ci potrebbe essere un supplemento di 30 secondi. Alessandro Scrozio, c'è da fare anche in questo caso. Camareri, tocco di Macaluso, poi c'è stato quello di Miceli. Chiede di salire i suoi Bellomo, rimessa dopo rimessa. Camareri, prolungamento di Nolfo, schiaccia giù Amiri, salta Corso, arrivano prima gli avversari ma c'è il triplice fischio da parte dell'arbitro, finisce 2-2
tra Accademia Trapani e Partinica Audace. Bella gara con il vantaggio grazie a un autogol da parte dell'Accademia al 9 minuto, il raddoppio di Samannà al 41esimo. Nel secondo tempo accorcia corso al 53esimo, una ripresa a favore del Partinica Audace, dove la squadra di Bellomo è partita meglio. In quel frangente c'è stata l'opportunità davanti alla porta per Arnolfo, un colpo di testa che è finito fuori, veramente sprecata questa opportunità per la squadra di Amoroso nel tentativo di arrivare sul 3-1 e magari poterla chiudere con più facilità. C'è stato il 2-2, il gran colpo da fuori di Angelo Ferrante che ha battuto Mistretta, un punto per squadra dunque sia per Accademia Trapani e Partinica Audace. Entrambe le squadre sfattano un po' un fattore, l'Accademia ritorna a segnare, il Partinica Audace ritorna a prendere gol, un risultato per la squadra di Bellomo che diciamo mantiene viva questa striscia di risultati utili di fila. Erano 3 successi all'arrivo qui al Sorrentino, adesso si aggiunge questo pareggio, 4 risultati utili di fila per l'Accademia Trapani, un ritorno a fare punti in seguito a 2 sconfitte consecutive contro San Vito Lo Capo e Camarat. Prossimo match in casa del Carini. Adesso ci sarà la sosta per quanto riguarda il campionato di promozione, una sosta che durerà 2 settimane. In queste 2 settimane si giocheranno l'andata e il ritorno degli ottavi di finale di Coppa. L'Accademia Trapani è già uscita al primo turno per mano del San Vito Lo Capo, invece il Partinica Audace giocherà contro il Gemini in casa, calcio d'inizio alle 14:30 domenica prossima, il ritorno nell'Agrigentino domenica 20 sempre di novembre alle ore 14:30, prossima sfida in campionato in casa contro l'Alba Alcamo. Poi ci sarà anche il Fulgatore, quindi match di assoluto rilievo per la squadra di Bellomo. È tutto dal Roberto Sorrentino di Trapani, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.